La Divina Commedia, la protagonista del Presepe di Sabbia di Lignano Sabbiadoro, da 18 anni, una tradizione che si rinnova anche in tempo di pandemia. Agnese Licata. In questa 18ª edizione il Presepe di Sabbia di Lignano rende omaggio a Dante e alla Divina Commedia, ma c'è anche uno sguardo all'oggi, ai tanti abbracci mancati di questa pandemia, alla violenza che continua a colpire le donne, alla bellezza di Venezia sfregiata dalle navi da crociera. Vogliamo che questo presepe alla fine lasci un qualcosa su cui pensare, un messaggio su cui pensare e portarlo a casa, quindi anche questo presepe parla di Dante, ma parla di quello che sta comunque avvenendo anche oggi. Mi ha colpito, mi ha veramente colpito, veramente. E a te cosa è piaciuto di più? A me sicuramente Ulisse, molto molto bella, diciamo che io sono lignanese, quest'anno c'è stato un cambio di tema, è stata una bellissima idea. Ti ha sorpreso vedere che si può fare tutto questo con la sabbia? Sì, a me mi è piaciuto quello lì, questo qua di Dante. Mi è piaciuto molto perché tipo rappresenta la violenza. Il percorso è stato realizzato da 5 artisti dell'Accademia della Sabbia di Roma, 2 mesi di lavoro per raccontare la selva oscura che introduce all'inferno e poi Caronte, il traghettatore di anime, fino all'incontro con Beatrice. Il paradiso arriva alla fine a sorpresa con un gioco di musica, immagini e versi che conduce fino alla natività. Il presepe di Lignano Sabbiadoro è aperto al pubblico fino al 31 gennaio, è consigliata la prenotazione. Le donazioni raccolte tra i visitatori consentiranno di finanziare un progetto a sostegno dei bambini più fragili.